Pronti? 1, 2, 3. Convalidato il segnale ed è Frankie Matley veloce al comando, subito avvicinato da Forrest Deyrum che poi si sistema in scia. Quindi numero 4 di Frankie Matley che conduce, Forrest Deyrum lo segue da vicino, più indietro c'è Forza e Onore GPD. Via via tutti gli altri con i primi 300 metri di gara percorsi tranquillamente dal leader Frankie Matley, tallonato dal favorito Forrest di Casei, terza posizione per Forza Onore GPD, poi Friulano Jet, Figaro del Circeo che prende la via esterna e si porta gradualmente in avanti, seguito da File Play Fox. Intanto i primi 600 metri di gara sono percorsi in 48,7 e così continua a condurre Frankie Matley, Forrest Deyrum in schiena. All'esterno c'è Figaro del Circeo, se ne vanno intanto i primi 800 metri di gara in 1,4,7. Figaro del Circeo avvicina ora Frankie Matley che ha sempre in schiena Forrest di Casei, quindi Forza e Onore GPD. Il chilometro coperto nell'ordine dell'1, 21 e 3. Fin qui tutto abbastanza semplice per il battistrada Frankie Matley che conduce anche al secondo passaggio davanti alle tribune. Si limita ad accompagnarlo Figaro del Circeo, trascinandosi Fair Play Fox. Numero 3 Friulano Jet squalificato. Tanto un parziale ora in 15-1, la corsa comincia ad entrare nel vivo con Figaro del Circeo che prova ad attaccare Frankie Matley che è sempre in schiena Forrest di Casei. Forza e Onore GPD, intanto numero 9 Furia Light squalificato. Light. Numero 10 Fabulous FI squalificato. 400 alla conclusione, il parziale ora in 14-4. Con Frankie Matley in vantaggio, all'esterno si impegna Figaro del Circeo, alla corda c'è sempre Forrest numero di 8, Casei. Formidabile CAF squalificato. Completamento della curva conclusiva, ingresso in retta d'arrivo con Frankie Matley che entra in testa, Forrest di Casei che lo fila. Frankie Matley cerca di difendersi da Forrest di Casei che guadagna terreno all'interno. Frankie Matley e Forrest di Casei alle prese sul palo. Frankie Matley probabilmente, ma è un arrivo molto stretto. Mentre per il terzo altri due cavalli molto vicini, Forza Onore GPD e Figaro del Circeo, 1,18,3 ragguaglio conclusivo, arrivo da rivedere sicuramente perché è molto molto stretto. Guadagna terreno Forrest Deyrum nel finale, Frankie Matley cerca di reggere la bordata dell'avversario in open stretch, vediamo le ultime battute. Sul palo l'impressione è ancora per Frankie Matley che dovrebbe esserci salvato. Gennaro Amitrano quindi ancora a segno, aspettiamo naturalmente l'eventuale chiamata della fotografia da parte della giuria, ma da queste immagini che abbiamo rivisto non dovrebbero esserci dubbi e Frankie Matley dovrebbe aver vinto con Gennaro Amitrano in sediolo per conto di Battista Congiu che ne è anche il proprietario. Immagini che ci vengono riproposte ora. E impressione confermata che Frankie Matley si salvi di precisione da Forrest Deyrum.